Daydream, anticipazione episodio 87. Jeanne furioso lascia Sanem. Non c'è più un noi. Dopo lo scontro con Jeanne, deluso dal fratello per avergli nascosto quanto sapeva, Emirè avverte Sanem che lui sa tutto sulla cessione del profumo a Fabri e che è molto arrabbiato. Sanem comprende subito che l'uomo che ama si è rifugiato nella casetta di montagna, il suo luogo di solitudine, il loro angolo d'amore. Disperata lo raggiunge, ma con grande amarezza lo trova insieme a Pauline, la sua ex. Avvertita da Uma, visibilmente compiaciuta e probabilmente fiduciosa che Jeanne possa ritornare con lei. Jeanne e Sanem si guardano a lungo, poi lui saluta Pauline e chiede a Sanem cosa stia facendo lì. Lei dice di aver provato a contattarlo per telefono, ma di non aver ricevuto nessuna risposta. Jeanne è molto arrabbiato riguardo alla questione del profumo. Le dice che non riescono a risolvere problemi se non parlano. Quel profumo era la magia che c'era tra di loro, li legava l'uno all'altra e lei l'ha ceduto a Fabri. Lei gli dice che lo ama e che l'ha fatto per lui per non farlo andare in prigione, ma lui le rinfaccia di avergli sempre mentito e poi aggiunge che per ora lei è come tutti gli altri e che non c'è più un noi. Pauline, che intanto ha ascoltato quasi tutto, gli ha parlato di un'offerta a Londra e lui sta valutando se andare. Sanem aggiunge che se questo è ciò che vuole, allora se ne va. Entrambi sono molto tristi. A casa Sanem si sfoga con Leila, che la invita a combattere per l'uomo che ama. La ragazza si convince a non lasciare perdere questo amore e farà di tutto per farsi perdonare. Jeanne rimane da solo nella casetta di montagna e ripensa ad alcuni momenti con Sanem. L'indomani Jeanne chiede ad Emirè se ha raccontato qualcosa alla madre. Aggiunge inoltre che non c'è più nulla che lo trattiene lì ancora. Intanto Uma e Pauline si incontrano in un locale, soddisfatte per quanto stia accadendo. La madre è convinta che Jeanne non perdonerà Sanem visto che non l'ha fatto con lei in tutti questi anni. In agenzia Sanem spiega tutto a Gégé e gli dice che forse Jeanne se ne andrà. Gégé è sicuro che Jeanne andrà in ufficio. Sanem vuole stare da sola e concorda con Gégé che sia meglio andare a piangere in archivio. Leila si reca da Emirè chiedendo di parlare di Jeanne e Sanem. Vuole il suo aiuto perché ritiene che debbano essere felici. Sa bene infatti che Sanem ha ceduto il profumo per amore di Jeanne. Emirè le chiede se lei vuole essere felice e Leila risponde di esserlo già. Emirè è convinto che Leila abbia accettato la proposta di Osman perché è convinto che lui fosse tornato con Eileen, ma lei risponde che loro non sono fatti per stare insieme. In ufficio arriva Jeanne e all'inizio ignora Sanem. Lei allora gli mostra il lavoro fatto per la Red Mod. Intanto Sanem parla nuovamente con Gégé e è molto affranta, sicura che la fortuna le abbia voltato le spalle. Jeanne non la guarda nemmeno in faccia, ma Gégé le intima di non mollare. Sanem va in ufficio da Jeanne, parlano di lavoro ma è evidente l'attrazione tra i due. Jeanne è a disagio per la troppa vicinanza, ma arriva Pauline a interromperli. Sanem esce dall'ufficio e Pauline parla con Jeanne cercando di convincerlo ad andare all'estero. Lui è convinto che gli farebbe molto bene. Emirè informa Jeanne di aver parlato con l'avvocato e che avranno indietro da Eileen le loro azioni. Poi Jeanne dice che ha bisogno di riposare e chiarire i suoi pensieri, quindi chiede al fratello se riuscirà a gestire da solo l'agenzia per un po'. Poi aggiunge che andrà ad Agba e non vuole che la madre lo sappia, ma la donna ha già sentito tutto e informa immediatamente Pauline. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!